Torniamo in onda con questa edizione straordinaria del nostro telegiornale che per dare un'analisi ulteriore di quello che è il risultato di questa tornata elettorale, nell'attesa, ve lo ricordo, tra 53 minuti comincerà lo spoglio delle elezioni amministrative, ci sono già alcuni sindaci eletti, lo abbiamo ricordato anche nella nottata di ieri, là dove soprattutto si doveva semplicemente superare il quorum d'Anta di Cadore per citarne uno. C'è grande attesa oggi nel spoglio che seguiremo a partire dalle 14 su Rete Veneta con il direttore Baccialli per quel che è il risultato di Rovigo, per esempio, giusto per citarne alcuni. Chiaro, poi sul fronte nazionale c'è la regione Piemonte invece, che da exit poll dovrebbe andare al centrodestra. Allora saluto e ringrazio Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tra poco riascolteremo anche le parole di Matteo Salvini, quelle di Luca Zaia che era in diretta con noi pochi istanti fa, e Massimiliano Fedriga raggiunto da Laura Buccarella a Trieste. Allora, vi ricordo un risultato, consultiamo insieme il computer, che è quello degli eletti, che fino a questo momento recita così: sono 6 quelli della Lega nella nostra circoscrizione, il nord-est, con Salvini Matteo che ha 550.000 preferenze, Mara Bizzotto 94.000, Gian Antonio D'Are 43.000, Paolo Borchia 37.000, Alessandra Basso 25.000. Vengono eletti anche i 2 candidati del Friuli Venezia Giulia, Elena Lizzi 25.000, Marco Dreosto 23.000, in virtù della scelta di non andare in Europa di Matteo Salvini, quindi sarebbero questi 6 i candidati. Passiamo al Partito Democratico, che nella circoscrizione, mentre la Lega prende il 41,01, il PD ha il 23,79, elegge Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini e Paolo De Castro. È in bilico ancora Alessandra Moretti, che nel derby di Vicenza vince su Achille Variati per circa meno di 2.000 voti, e attualmente non è ancora certa. Non è certa la sua elezione. Per il Movimento 5 Stelle è curioso un dato: l'uscente europarlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Zullo batte la capolista scelta da Luigi Di Maio, Sabrina Pignedoli. Zullo raccoglie quasi 16.000 preferenze, 13.007 quasi per Sabrina Pignedoli, e così è. Poi Forza Italia al 5,83, Silvio Berlusconi ha 95.000 preferenze, Irene Pivetti seconda con 9.084, Sandra Savino 8.321, Fratelli d'Italia eletta Giorgia Meloni a nord-est, ma sapete appunto che anche lei, o comunque record di preferenze per lei a nord-est nella lista con 74.774, ma l'eletto poi molto probabilmente, questo lo sappiamo dall'impostazione che ha dato anche Fratelli d'Italia, di mettere la propria leader a capolista, ma poi non sarà eletta, sceglierà ovviamente di restare in Parlamento italiano, Sergio Berlato con 19.450, la spunta in quello che è un altro derby con Elisabetta Gardini, che ha lasciato Forza Italia per candidarsi in Fratelli d'Italia, ma raccoglie 14.635 preferenze. Luca Ciriani, il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia di Pordenone, è 9.562 per lui, Remo Serragiotto Trevigiano 7.374. Barbisan, primo commento? Una Lega Valanga abbiamo titolato noi, Beh, direi di sì, una Lega valanga, un tema che poi noi ci aspettavamo in Veneto, forse non in queste proporzioni, facevamo difficoltà ad immaginarlo in tutto il resto d'Italia. È stata una notte molto bella per chi ha così riposto la sua fiducia nella Lega in Matteo Salvini. Abbiamo avuto degli exit poll che all'inizio sembravano far toccare alla Lega nella massima forchetta, il 29 al massimo, il 30, invece il 34 nazionale. Invece i sondaggi con i quali ci eravamo lasciati poco prima che nell'ultimo mese, no, che poi non sono più stati pubblicati, davano la Lega il 32-33, sono stati confermati, nonostante
come ha già sottolineato Salvini, in questo mese si sia cercato di dire che la Lega era in difficoltà, che la Lega perdeva punti, che chi poteva visionare i sondaggi vedeva dei sondaggi nella quale appunto sarebbero stati persi 5-6 punti da parte della Lega. Ecco, tutto questo non si è verificato, anzi è stata una vittoria straordinaria, una della quale noi non possiamo che ringraziare il vice premier Matteo Salvini, Luca Zaia che si è speso molto in campagna elettorale, anche nelle amministrative, l'ho visto con i miei occhi girare comune per comune. Attendiamo ancora 3/4 d'ora per iniziare a capire come andranno le amministrative, sì, abbiamo delle speranze, ma insomma sappiamo che sono partite diverse. Allora intanto vi ricordo, noi abbiamo una lunga giornata ovviamente sempre sul fronte dell'attualità. Questa sera 20:10 sarà ospite il sindaco di Treviso Mario Conte, con il quale commenteremo anche i dati delle amministrative, oltre al nazionale e sulle europee, all'esito del risultato in circoscrizione nord-est, e poi Ring a partire dalle 21:15 questa sera ovviamente con tutte le analisi del post voto, con collegamenti anche da Trieste. Mi fate solo sapere, possiamo vedere Italo, ti chiederei il servizio che la redazione ha preparato poco fa con Francesca Bozza sul riepilogo degli eletti fin qui, quello che sappiamo, ricordando anche i dati, e poi facciamo comunicare anche Giovanni Zorzi, segretario del PD di Treviso, che ci ha raggiunti. Vediamo. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia con il 34,3% dei voti, crolla il Movimento 5 Stelle che si ferma al 17,1%, il Partito Democratico alle spalle del Carroccio con il 22,7%, Forza Italia conquista l'8,8% dei voti, Fratelli d'Italia il 6,5%. Cambia di poco lo scenario nella circoscrizione nord-orientale che comprende il Veneto, anche qui exploit della Lega con il 41%, Partito Democratico 23,8%, 5 Stelle 10,3%, Forza Italia 5,8%, Fratelli d'Italia 5,7%. Guardando poi al dato regionale, il Carroccio ottiene il 49,9% delle preferenze, PD al 18,9%, Movimento 5 Stelle 8,9%, Fratelli d'Italia 6,7%, Forza Italia 6%. Situazione ancora da confermare, visto che mancano ancora una manciata di sezioni da scrutinare, ma il quadro che si sta delineando è abbastanza chiaro. Per la circoscrizione nord-orientale la Lega dovrebbe portare in Europa 7 europarlamentari, 3, forse 4 il Partito Democratico, 1 o 2 5 Stelle e 1 Forza Italia e Fratelli d'Italia. Andando nel dettaglio, nella Lega Matteo Salvini conquista oltre 545.000 preferenze, Mara Bizzotto 94.358, Gian Antonio D'Arè 47.073, Paolo Borchia 37.242, Alessandra Basso 25.042, Elena Lizzi 24.481, Marco Dreosto 22.538. Tra i democratici l'ex ministro Carlo Calenda ottiene oltre 272.000 voti, Elisabetta Guelmini 76.744 e Paolo De Castro 51.797. Nel caso sia confermato un quarto eletto all'Europarlamento siederà Alessandra Moretti con 50.886 preferenze. Marco Zullo al momento il pentastellato che farà le valigie per Bruxelles, in forse Sabrina Pignedoli. Fratelli d'Italia porterà all'Europarlamento Sergio Berlato con 19.400 preferenze. Discorso diverso per Forza Italia, che alla luce dell'accordo con il Südtirol Volkspartei rischia di non vedere nessun esponente sedere nell'emiciclo europeo, dove invece dovrebbe entrare Herbert Dorfmann, che ha ottenuto 100.000 voti. Io sto guardando. Allora, torniamo in diretta. Questo dato è importante perché adesso lo verifichiamo, ma infatti era nell'aria un po' questa mattina che i candidati eletti della Lega potrebbero passare da 6 a 7. Sì, credo che ci siano ancora degli ultimi dati da contabilizzare da parte di chi ha insomma contezza di allora, tutto Zorzi, ciò. per lei invece risulta 4 per ora gli eletti PD, sì. Quindi includerebbe anche Alessandra Moretti. Alessandra Moretti, sì. Conferma? Sì, sì, sì. Perché il Consiglio regionale dà 5 invece gli eletti nella nostra circoscrizione. In questo momento ci risultano 4 eletti. 4 eletti. In questo esatto momento. Quindi Alessandra Moretti ce l'avrebbe fatta, questo in base alle ultime novità. E possiamo leggerli insieme? Allora, 7 alla Lega, quindi compreso Salvini si arriverebbe a eleggere Mara Bizzotto, Gian Antonio D'Arè, Paolo Borchia, Alessandra Basso, Elena Lizzi, Marco Dreosto e anche Rosanna Conte.
Dovesse Matteo Salvini abbandonare. Dovesse abbandonare Matteo Salvini. Il PD 4, ma addirittura il Consiglio regionale da 5, sì. Giusto? E quindi sarebbe Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Alessandra Moretti e Achille Variati. E a quel punto sarebbe Achille Variati. Sì. E dovessero essere 5, 3 a questo punto per il Movimento 5 Stelle, quindi non solo Marco Zullo e Sabrina Pignedoli, ma anche Viviana Dalcin, che è l'altra candidata del Friuli Venezia Giulia, che è con residenza a Trieste, quindi tutti e tre dovrebbero farcela. Il dato importante che emerge da questa analisi del Consiglio regionale sono i 2 eletti di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni e Sergio Berlatta. Sì, questa adesso si riferisce a 13.356 sezioni scrutinate su 11.652. Comunque penso 13.000 su 11.000 11.300 su 11.600, scusate. E sarebbero Giorgia Meloni e Sergio Berlato, ma sì, a questo punto la Meloni sappiamo non sceglierà l'Europa e quindi sarebbero Sergio Berlato e Elisabetta Gardini, anche sì. Questo è un dato interessante. Solo che il totale fa troppe persone rispetto al numero dei candidati, quindi probabilmente queste sono le persone che se la giocano a seconda del fatto che nella Lega siano 6 o 7 o che nel PD siano 3 o 4. Questo bisogna capire, però a Giovanni Zorzi, segretario, risulta comunque 4 gli eletti PD, che significa che Alessandro Moretti ce l'ha fatta. Esatto. Allora, un flash, le chiedo di un'analisi anche sul risultato del Partito Democratico, come lo definisce, contenti? Ma vengono confermate le aspettative della vigilia anche sulla base di quelle che erano le indicazioni dei sondaggi. Ci sono dei timidi segnali di risveglio, questo naturalmente ci rincuora, ci dà fiducia. Credo che il dato più preoccupante sia il fatto che un partito di destra superi il 30% a livello nazionale, e su questo c'è chiaramente da interrogarsi su quelle che saranno poi le contromisure sul piano politico per poter in qualche maniera riuscire a riportare una proposta politica che sia coerente con quelle che sono le istanze dell'elettorato moderato e dei delusi di sinistra. Però sul governo è abbastanza chiaro, vanno avanti, questo che hanno dichiarato anche poco fa Salvini, lo riascolteremo tra pochi istanti. A parole sì, ieri ho sentito anch'io le dichiarazioni a caldo di Matteo Salvini, e sembra che da parte sua ci sia la massima volontà di confermare la firma che ha messo sul contratto di governo. Stiamo a vedere, si è già detto in abbondanza questa notte e questa mattina, che il passaggio più critico sarà quello in autunno con la prossima finanziaria, però. Cioè, questo chiaramente. Allora Italo, mandiamo la pubblicità, fatemi sapere, ci fermiamo per pochi istanti così poi sentiamo l'intervento, le cose più importanti sull'attualità da parte di Matteo Salvini. Cosa facciamo? Abbiamo la pubblicità, allora pochi istanti, e dopo riascolteremo i passaggi più determinanti dell'intervento di Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina. Tra poco. Ah sì. Allora torniamo in diretta, l'aggiornamento è questo, adesso capendo anche un po' meglio negli ultimi dati quello che dicevamo anche nel corso della mattinata, ma l'elemento nuovo è il 4º eletto del Partito Democratico. Questa mattina, quando abbiamo sentito il segretario Bisato, che stasera sarà a Ringa alle 21:15, ci ha detto non sappiamo se 3 o 4, ma questo è lo sviluppo degli ultimi minuti. 6 eletti per la Lega, 4 per il Partito Democratico, 2 per il Movimento 5 Stelle, 1 Fratelli d'Italia, 1 Sud-Tirolo Force Partai. Quindi i nomi sono quelli che abbiamo più o meno elencato anche nei nostri servizi, con l'aggiunta della certezza a questo punto dell'elezione di Alessandra Moretti. Riascoltiamo quello che ha detto questa mattina Matteo Salvini in conferenza stampa, anche perché è determinante l'analisi delle sue parole per quel che concerne il nuovo percorso che deve avere il governo. Sentiamo. Questo è un voto che ci dà un mandato di fare, sentito il Presidente del Consiglio. Vi capisco che la lealtà della Lega al governo che ha contratto non è mai stata in discussione, e lo ribadisco oggi dopo la vittoria. Non ho una parola il giorno prima del voto e una parola diversa il giorno dopo il voto. La sola
somma dei due partiti al governo ormai da un anno contro tanti, se non contro tutti, supera il 50%, quindi vuol dire che è un unicum a livello continentale, perché so che chi governa in un momento di situazione economica difficile come questa, dopo un anno di battaglia di impegno, sia ancora sopra il 50% della fiducia degli italiani, vedremo di usarla bene in chiave di cambiamento dell'Europa. Ribadisco, non mi interessa chiedere gli equilibri di potere a livello interno, mi interessa avere un mandato forte per andare a ricontrattare nell'interesse dei lavoratori italiani parametri europei italiani. È chiaro che alla luce di questo voto, ad esempio il taglio di 3 miliardi di euro previsto dalla Commissione europea ai danni degli agricoltori italiani è fuori dal mondo e fuori dal tempo. Io penso che questo 34%, 9 milioni di italiani che hanno scelto la Lega ci abbiano dato il mandato di discutere le politiche agricole, le politiche sul commercio, le politiche sulla pesca e soprattutto le politiche sul lavoro. Sull'immigrazione adotterò il modello Riace e Lampedusa, perché in democrazia funziona così, e quindi entra che è permesso di entrare. Però il tema su cui vincere per gli italiani è quello delle regole dei vincoli fiscali. Una riduzione della pressione fiscale è non un diritto ma un dovere, che è richiesta dal governo italiano, quindi è peraltro previsto nel contratto del governo come altri temi. Aspettiamo di vedere i dati sulla Regione Piemonte. Io da oggi pomeriggio sono al Ministero dell'Interno, io ne approfitto per ringraziare l'enorme macchina di democrazia che ha permesso questo appuntamento elettorale, quindi dal Ministero dell'Interno, ai prefetti, ai presidenti di seggio, agli scrutatori, ai rappresentanti di lista di tutti i partiti e di tutti i movimenti. È mio onore e onere provare a riappassionare e ricoinvolgere anche i milioni di italiani che hanno scelto di non votare, perché ovviamente l'obiettivo è quello di andare avanti anche sull'affluenza e però di riappassionarli con i fatti, con le verità. Però se leggo queste settimane di stupenda, appassionante e faticosa campagna elettorale che mi hanno portato un 5 o 6 kg in meno, una realizzatura da mercato invidiabile, un po' di sonno arretrato, però ringrazio piazza per piazza, via per via, paese per paese, villaggio per villaggio, tanti italiani incontrati, e siamo un grande paese. Siamo un grande paese, abbiamo dato una bella lezione di partecipazione e di orgoglio ad altri paesi e saremo protagonisti nei prossimi anni del Parlamento europeo. Da questa settimana ci sono anche tanti comuni che vanno al ballottaggio, piccoli e grandi, quindi come dicevo oggi, domani, dopodomani sarò al Ministero, poi cercherò di sostenere candidati sindaci in comuni che da 70 anni sono guidati dalla sinistra. I dati che ci arrivano sono dati notevolissimi, poi posso essere smentito, il comune più leghista d'Italia, un piccolo comune però in provincia di Como ed è Cavagna, dove abbiamo superato l'85%, però c'è un comune nel modenese, Fiumarico, dove la Lega ha superato il 60%, e ripeto, in tutte le 20 regioni italiane c'era almeno un comune dove la Lega è ampiamente primo partito con il 40% dei voti o più su. Questo Cassano Irpino in provincia di Avellino col 55,89% sono percentuali a cui vorrei votare anche la Lega nella mia Milano, però una cosa per volta, non esageriamo, perché se poi diciamo dopo non so che cosa fare l'anno prossimo in avanti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto, rispondo alle domande e ringrazio, questo non sia letto ovviamente come chiave polemica, perché un voto del genere mi impone di lavorare, non di polemizzare, quindi ringrazio anche chi mi ha attaccato, ringrazio chi mi ha criticato perché magari mi ha dato anche spunti interessanti.
ringrazio il buon Dio per la salute, non per il risultato elettorale, perché ringrazio anche le tante donne e uomini di chiesa che riservatamente, nel silenzio, con un messaggio, con la preghiera o con un gesto hanno accompagnato queste settimane di cammino e comunque accompagneranno i prossimi anni di cammino, e spero di essere all'altezza della testimonianza che mi viene delegata. E poi sì, appunto, a questo punto la prima forza politica ufficialmente di questo Paese, ovviamente sarà mia premura e mio onore chiedere incontri ai massimi livelli istituzionali di tutti coloro con i quali necessariamente avrò voglia di dialogare. Così Matteo Salvini. Tra poco sentiremo anche Zaia, che ai nostri microfoni poi ha detto questa mattina, poco fa, l'ultimatum l'hanno dato i cittadini da nord a sud, visto che la Lega esce forte ovunque, addirittura superando i 5 Stelle in molte regioni del sud, a dimostrazione che l'autonomia non è una partita del nord ma nazionale. Così Luca Zaia commenta gli esiti: 12 regioni l'hanno chiesta, 5 ce l'hanno già, quindi ha concluso Zaia, 17 regioni su 20 vogliono l'autonomia. E questo è il segnale che arriva da qui, no? Una Lega quasi al 50. Beh, diciamo che noi non aspettavamo un segnale migliore rispetto a questo per poter rilanciare la partita dell'autonomia, che ci sembrava un po' diciamo troppo ferma sulle scrivanie di alcuni ministeri che probabilmente da oggi possono avere una sveglia in più. Noi speriamo su questo tema, tenuto conto che fa parte del contratto di governo, tenuto conto che è all'interno del DEF, tenuto conto che c'è stato un referendum. Vi do un flash: per quanto riguarda le europee, spoglio finito ufficialmente, la Lega al 34,33%, il Movimento 5 Stelle al 17,07%, PD secondo partito con 22,70%, Forza Italia all'8,79, 8,8%, Fratelli d'Italia al 6,46%. Questo è il dato nazionale di risposta. Zorzi, quindi così, no? Questo territorio ha lasciato intendere molto chiaramente come non si debba più litigare, ma si debba procedere sull'autonomia. Sì, può essere. Io sono abbastanza scettico sul fatto di pensare che l'autonomia sia la panacea di tutti i mali e che quindi tutto il dibattito politico si debba schiacciare su questo. Noi siamo di fronte a un paese che è bloccato dal punto di vista dell'occupazione, della produzione industriale, di tutti i dati macroeconomici. C'è un malessere sociale che continua a essere percepito a diversi strati della popolazione. Francamente non penso che con l'autonomia la bacchetta magica la risolva, anzi. Però quindi allora ha ragione Salvini, ora correre, no? Quindi su quel contratto andare avanti Sì, bisogna capire, ok, correre, accelerare, bisogna capire quale sia la direzione che intendono prendere. Cioè io questo momento è un anno ormai di governo del cambiamento, io questo cambiamento non l'ho visto, ho visto soltanto una costante, persistente litigiosità a bassa, alta intensità, dipende dai momenti in corrispondenza con le scadenze elettorali. Non mi sembra che i risultati siano stati portati in modo così rilevante rispetto a quello che è stata la nostra recente esperienza di governo, quindi stiamo a vedere. Ripeto, noi come ha detto il segretario Zingaretti partiamo da qui, è un punto di ripartenza, non di arrivo. È evidente che il dato più interessante è il crollo verticale dei 5 Stelle che da questo punto di vista ormai possiamo anche pensare che siamo destinati a scomparire o comunque a rimanere solo un brutto ricordo della storia. Brutto ricordo della storia? Sì. Beh, ma questo è normale perché l'antipolitica sul lungo periodo Di Maio ancora assente, non ho ancora parlato, sì, ma a parte quella breve dichiarazione, abbiamo pagato la poca affluenza al sud, no? Sì, ma nel momento, allora, il punto è che quando una forza politica come i 5 Stelle nasce dal nulla, attorno a un messaggio che è solamente quello dell'antipolitica, alla lunga non regge perché poi ovviamente chi ti ha dato fiducia chiede ovviamente riscontro di quello che hai fatto. Allora, governo del cambiamento che non c'è, dopo sentiamo Barbisan, allora ci fermiamo ancora pochi istanti e tra poco riascolteremo Luca Zaia e Massimiliano Federica, tra poco. Siamo in onda, allora torniamo in diretta con il nostro speciale, vi ricordo poi questa sera 20:10 con il sindaco di Treviso Mario Conte, dalle 21:15 Ring questa sera.
Allora, l'ha appena detto Zorzi, governo del cambiamento, ma è cambiato ben poco, non si vede granché. Adesso la replica di Barbisano, poi vi faccio sentire Luca Zaia. No, ma a me pare che sia cambiato tutto, specie dopo questi risultati elettorali. Se lo stesso Giorgetti prima del voto però diceva che c'è un po' di mobilismo, ve lo dicono gli industriali, ora vi chiedono subito autonomia e TAV. No, certo, però voglio dire, chi ha voglia di fare in Italia all'interno della compagine di governo pare aver riposto la propria fiducia nella Lega. Per questo noi anche prima, anche durante la campagna elettorale dicevamo via, bisogna fare, via la TAV, via i cantieri, via l'autonomia, via la flat tax, via tutti questi che sono temi fortemente sentiti, e chi invece rimaneva fermo oggi probabilmente si dovrà... Per la strada, mio padre mi diceva sempre, per la strada per la quale non vuoi camminare ti toccherà correre. Io spero che il Movimento 5 Stelle abbia la voglia di iniziare a correre per quello che chiede Salvini, indicato agli elettori. Allora, Salvini, ora ridiscuterò i vincoli di bilancio con l'Unione Europea, una delle cose che si è detto più volte, no, in campagna elettorale, cioè quei dati, quei vincoli che ci interesseranno poco dopo il voto, no? Perché li cambieremo, così ha detto Salvini, e per poi arrivare anche alla flat tax. Allora, Luca Zaia, il governatore del Veneto, ai nostri microfoni questa mattina. Prima domanda, quanto ha pesato? Ha pesato l'autonomia sul voto? Sentiamolo. L'autonomia porta molto, e anche questa speranza di avere l'autonomia, dall'altro poi l'azione del governo, l'azione di Matteo Salvini anche come Ministro degli Interni, che ha dato dei risultati non sperati in passato, oggi sono reali. È il caso di chiedere, è il caso di dare un ultimatum ai 5 Stelle in vista dell'autonomia, oppure va avanti per il patto di governo? Ma guardi, l'ultimatum l'ha dato ai cittadini da nord a sud, visto e considerato che la Lega esce forte non solo al nord ma anche al sud, addirittura superando i 5 Stelle in molte regioni. Questa è la dimostrazione che l'autonomia non è una partita del nord ma ormai una partita nazionale. 12 regioni l'hanno chiesta, 5 ce l'hanno già, 3 no, quindi 17 regioni su 20 vogliono l'autonomia. Il Presidente Salvini sul piano nazionale ha detto che insomma, è un segnale chiaro, e ha appunto parlato del tempo di discutere i parametri in Europa, e che Europa vuole la Lega. Guardi, usciamo forti dalle urne, ma ne esce forte Matteo Salvini, perché questa vittoria è sua e ci ha creduto fino in fondo e si è dedicato fino in fondo. Dall'altro lui ne esce anche come leader europeo, e penso che sia fondamentale che in Europa andiamo lì a trattare alla pari e non come dei vassalli o dei sudditi come qualcun altro ha fatto in questi anni. Come ha detto Giorgia Meloni, un'alleanza con Fratelli d'Italia potrebbe essere un'alternativa di governo a questa attuale maggioranza. Ma guardi, delle alleanze parla il segretario per noi. Io le dico che la mia alleanza che ho in regione la porto avanti fino alla fine. È fondamentale concentrarsi sui dossier che abbiamo, che sono dossier regionali per quanto riguarda noi, la pedemontana, l'autonomia, le Olimpiadi e molto altro ancora, e nazionali per quanto riguarda il governo centrale. Come spiega la debacle dei 5 Stelle in Veneto? Ma guardi, hanno perso 6 milioni di voti, più di 6 milioni di voti a livello nazionale, hanno dimezzato i voti, penso che la debacle sia a livello nazionale. I cittadini vogliono assolutamente coerenza, non vogliono liti e vogliono anche affidabilità, e su alcune partite importanti si è visto che i 5 Stelle hanno mancato. Le faccio un esempio, l'autonomia o i temi delle infrastrutture che sono molto invocati dai cittadini, e i 5 Stelle a mio avviso non hanno capito che la maggioranza dei cittadini vuole le opere, quelle che sono state programmate, e vogliono che siano fatte subito. Considerando i mal di pancia che comunque in Veneto ci sono stati per l'autonomia, quanto questo risultato è un po' merito suo più che di Salvini? Ma guardate, io non starei lì col bilancino a calcolare, direi che la partita dell'autonomia in Veneto ha pesato sicuramente, e dall'altro Matteo Salvini ha fatto un lavoro strepitoso, visto e considerato che ha dimostrato di essere sempre stato coerente. Pensate solo alla partita dell'immigrazione, come è stata gestita. Qualcuno considerava impossibile il progetto di Salvini sull'immigrazione, oggi è invece realtà, immigrati da fuori non ne arrivano. Oggi diventa realtà anche l'autonomia? Oggi esce dalle urne l'autonomia, dice bene esce dalle urne, lo esce a livello locale, ovvio a livello regionale come Veneto con questo quasi 50%, ma esce anche a livello nazionale. L'autonomia da queste urne diventa una partita nazionale. E se i 5 Stelle continueranno con le manfrine fino adesso ci potrà essere crisi di governo? Guardi, penso che se ci saranno manfrine ancora su autonomia, su grandi opere pubbliche, su temi ambientali e su altri temi ancora, sarà inevitabile che i 6 milioni di voti persi aumentino ancora di più.
Una risposta per il FAS, per la polemica sui FAS, anzi questo voto. Ma guardi, basterebbe andare a vedere che a Montecchio Maggiore, dove si è uscita questa polemica, la Lega ha stravinto. È la dimostrazione che poi bisogna essere persone per bene. Tu non puoi andare a far credere ai cittadini che ci siano dei lazzaroni in giro per il Veneto che murano di notte i rifiuti, perché una storia così solo un lazzarone la può raccontare. Lei adesso ci ha illustrato la linea politica sua e del vostro leader Matteo Salvini, ma alla pancia della Lega che chiede di rompere con i 5 Stelle, soprattutto per l'autonomia, che cosa si sente di dire in questo momento? Ma si deve dire che c'è un programma di governo che deve essere rispettato, sta ai 5 Stelle adesso rispettarlo, è inevitabile che se poi il programma di governo non viene rispettato sta nelle cose che cade tutto, ma noi tifiamo perché le cose si facciano. A noi, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca, ci diano l'autonomia, a caval donato non si guarda in bocca. Insomma, questa è la lettura dal Veneto del voto, bisogna capire molto bene anche cosa c'è dietro le parole di Matteo Salvini, che ha detto molto chiaramente ieri sera come non chiederà un viceministro in più, un sottosegretario in più. Non ha usato la parola premier in effetti, perché una delle ricostruzioni che si dà è che lui potrebbe neanche commissario europeo chiedere, il commissario europeo sì lo vogliono però, lo chiede la Lega, però bisogna capire ora quali saranno gli equilibri che cambiano all'interno del governo. Questa è la lettura che dà il governatore Zaia, citando anche la Pedemontana, quindi la battaglia con il ministro Costa che abbiamo raccontato molto bene nei giorni scorsi. Bisogna vedere che cosa succede, se davvero chiederete qualche ruolo in più, un passo indietro per esempio dal ministro Toninelli, no? Per l'accelerazione sulle infrastrutture, come si dice. Le chiedo un flash perché poi la domanda anche per Zorzi sul voto. Chi ha voglia di litigare non fa parte della compagine della Lega, noi non chiediamo teste di ministri, di viceministri, eccetera. A noi interessa che quello che gli elettori hanno indicato, che è l'autonomia, mi dispiace per Zorzi che non ci crede, ma insomma non è una novità che il Partito Democratico sia timido sul tema, venga fatto, che la flat tax venga fatta, che alla TAV si dica di sì, ma non fino a Verona, alla TAV si dica di sì fino a Padova, in modo che il Veneto possa avere un corridoio che lo porti al sud e al nord con merci e persone in poco tempo. E che si dica di sì alle Olimpiadi, pare che comunque diciamo, ci siano delle buone possibilità, ma quanta fatica ha fatto il governo sulle Olimpiadi causa 5 Stelle. E poi arriviamo alle amministrative perché non riusciamo ad ascoltare un servizio perché c'è un chiacchiericcio tra i due ospiti sono in attesa delle ore 14, ma si diceva ieri sera che chi ha interesse forse ad andare al voto, oltre a Matteo Salvini che potrebbe raccogliere e riunire il centrodestra, anche se Forza Italia è comunque ancora troppo alta per consentirgli di avere uno strapotere esagerato che comunque già in parte detiene, sarebbe Zingaretti ad avere l'interesse ad andare al voto, perché questo gli consentirebbe di aumentare ovviamente la quota, visto arrivati adesso al circa il 23% in tutta Italia, e potrebbe cambiare la rappresentanza in Parlamento, che magari è un po' più legata a Renzi adesso ancora, no? Non colgo questa osservazione, nel senso che noi l'abbiamo detto con Zingaretti segretario da giorno dopo le primarie, che siamo pronti all'eventualità in cui questo governo, come naturalmente tutti noi speriamo, possa terminare la sua triste esperienza il prima possibile e essere pronti ad andare al voto. Triste esperienza. Molto triste, molto triste. No, molto triste perché comunque... Devi avere rispetto per chi ha votato, secondo me, prima di tutto. Così come dovevate avere rispetto per chi ha governato un paese che era in uscita da una crisi feroce, e questo rispetto non si è dimostrato a tal punto che insomma ne proviamo ancora le conseguenze con quello che abbiamo vissuto in questa campagna elettorale, sia sul piano europeo che sul piano amministrativo, una campagna elettorale infestata da messaggi di odio e intimidazione nei nostri confronti. Ma questo è un altro discorso. Matteo Salvini ha ricevuto 120 minacce di morte scritte sui muri da parte di sostenitori vostri, o più o meno, che dicevano Salvini morto, certo, Salvini appeso, e quindi vediamo bene a chi viene fuori l'odio e a chi invece vengono fuori le proposte. Sì, ma noi avevamo gli squadristi che giravano per i tabelloni elettorali. Cose serie, lascia stare i fascisti. Bene, lascia stare i nazisti, lascia stare i russi e gli americani. Allora, il tema è questo. Io credo che questo governo sia un governo che stia veramente creando grossi problemi al nostro Paese. Non so se sia più la colpa dei 5 Stelle, la loro incompetenza, o più la colpa dell'arroganza di Salvini
Salvini e della nuova Lega estremista. Io ritengo che se si dovesse andare al voto il Partito Democratico chiaramente sarà pronto. Secondo me la linea che è stata tracciata con queste europee è una linea positiva, quella di mettere insieme una lista plurale e unitaria, e questo ha dimostrato appunto la possibilità di far convergere sensibilità diverse. In attesa di ascoltare che Massimiliano Federica, ci fermiamo pochi istanti e poi vi faremo qualche domanda invece sul fronte amministrativo, che vedo che vi scalda, perché non riesco ad ascoltare un servizio o farlo ascoltare a voi, che non ci sia questo chiacchiericcio, diciamo, dietro in attesa delle amministrative tra voi. A tra poco. Andiamo. Allora, torniamo in diretta, speciale TG, edizione straordinaria per seguire ancora l'effetto di questa tornata elettorale, ma mancano 12 minuti adesso e si aprono le urne per quanto concerne il voto amministrativo. Cosa vi aspettate, Barbisan? Siccome litigate durante la pubblicità, anche lo dico, ora ditemela. Ma è che il voto amministrativo è quello che probabilmente io e Zorzi abbiamo seguito più da vicino, cioè per questo poi chiacchieriamo come due scolaretti disciplinari. Sì, ma non si riesce a sentire un'intervista che non... E allora, siccome previsioni, andiamo sulle previsioni. Ma noi vogliamo intanto riconfermare il comune di Paese, parlo dei 4 comuni sopra i 15.000 abitanti. Chiarano commissariato, l'abbiamo detto, no? Anche ieri sera. Sì, questo è un perché non raggiunge segnale. Il quorum dell'affluenza. Poi Paese volete confermare? Sì, abbiamo delle buone possibilità su Vittorio Veneto e poi diciamo che il segnale della stravittoria sarebbe poter avere la possibilità di governare o Preganziolo o Mogliano o entrambi, insomma magari a seguito di un ballottaggio. Vedremo. Ecco, queste sono, secondo me, in modo molto personale, non mi permetto di interpretare il pensiero della Lega, ma il pensiero di Riccardo Barbisana è che il minimo è riconfermare Paese fino a strappare almeno uno dei due tra Mogliano e Preganziolo. Poi c'è tutta una miriade di comuni. Sentimento? Non ho le idee così chiare come l'amico Barbisano. Nel senso che in questo momento è difficile anche fare una previsione in relazione al dato che è emerso ieri sera, anche se sappiamo benissimo che non c'è nessuna o minima correlazione tra il voto europeo e il voto amministrativo. Però vi dico, Mogliano per esempio, scusi Zorzi, come è andata Lega Salvini Premier 40-72, il PD 26, Movimento 5 Stelle 10-41, Fratelli d'Italia 6, Forza Italia 5. Però vede Averino, poi intervengono altri fattori, cioè... Questo è un conto esatto del voto europeo, poi bisogna vedere che cos'è. Poi interviene il fattore del buon governo della Carola Arena. Assolutamente, di Paolo Galeano. Del buon governo Vittorio Veneto e del malgoverno di Paese. Esatto, immaginavo. L'esempio del malgoverno leghista ce l'abbiamo a Paese, dove abbiamo avuto a che fare con io direi. L'esempio del 1,66 la Lega, ma perché sono tutti che la pensano esattamente, si sono tutti sbagliati sulla questione del buon governo e del malgoverno. Vedremo. Mancano meno di 10 minuti. Si è detto prima che gli elettori hanno sempre ragione. Se il comune di Paese è l'esempio del malgoverno della Lega in Italia, penso che siamo anche messi bene. Perché... A Preganziolo la Lega europea prende il 45,97, quindi quasi 46, il PD 24,10, no? Questa è la sfida appunto. Guardiamo Roncade, casa della Simonetta Rubinato. Roncade so che aspetta molto questo risultato Barbisan, vediamo casa di Simonetta Rubinato, l'ex parlamentare. La Lega 55-84, guardate come sorride Barbisano, 55-84, il PD 17-89. Sì, ma non vuol dire niente. Non vuol dire niente, ha ragione Zorzi. Sì. Non vuol dire niente. Possiamo giocarci sopra questi dati, ma non vuol dire niente, nel senso che Roncade viene da una stagione di quello sì di buon governo ed ha dimostrato la riconferma più volte di una lista civica con dei riferimenti chiaramente alla nostra area, questo va detto. Ma perché siete sempre civici con riferimenti a un'area e non dite mai di essere del PD, né a Casier, né a Roncade, né altrove? Ma io ad esempio perché tu sei segretario del PD, dovresti dire a sta gente di smetterla di vergognarsi del PD,
Ma perché non mettete il simbolo del PD nei comuni? Allora, c'è chi si limita a mettere il simbolo perché ovviamente si è abituati a utilizzare il simbolo come paravento di propaganda, c'è chi invece pensa di lavorare nei fatti, con le persone e con le idee. Noi nelle liste cosiddette civiche comunque non abbiamo problemi ad esporre persone che portano avanti idee che fanno riferimento alla nostra area senza nessun problema. Nelle liste civiche noi abbiamo sempre avuto modo di evidenziare identità e riconoscibilità del nostro partito. Dal giorno dopo delle elezioni soprattutto. No, non è vero, perché i cittadini conoscono i candidati, quindi non hanno un problema, non c'è bisogno di mascherarsi, a differenza ad esempio di certi candidati di estrema destra che sono stati addirittura costretti a scappare via in malo modo, vista la loro impresentabilità. Candidati, vedi, c'è la lista a sostegno di Vittorio Veneto, per esempio. Vittorio Veneto anche. Ma sì, siamo andati a parlare da liste a singoli candidati. Ma questa è un'osservazione più precisa, no, di Giovanni Zorzi. Va bene, o ragioniamo di simboli, ma scusate, ma non vi va bene adesso che il candidato sia stato ritirato? Ah sì, va benissimo. Va bene, basta. No, perché se non andava bene lo lasciavamo. Sì, il caso Vittorio Veneto. Allora, Calenda, sono molto grato agli elettori del Nord-Est che mi hanno accordato circa 275.000 preferenze che rappresentano il mio risultato individuale della lista PD Siamo Europei, il secondo risultato assoluto tra i capilista di tutti i partiti. Dietro Matteo Salvini sapete che ha preso qualcosa come 2.200.000 preferenze in tutto il paese. Ora lavoro in Unione Europea, devo dimostrare che l'Italia è sempre e comunque più forte di chi la vuole debole, così Carlo Calenda, eletto a Nord-Est come capolista del Partito Democratico Siamo Europei. Ancora Zaia, ma l'avete sentito, il Movimento 5 Stelle, il PD ha perso 187.000 voti in Veneto rispetto alle politiche dello scorso anno, è il secondo solo perché il Movimento 5 Stelle ha dimezzato i suoi. Zorzi? Sì, è corretto. È giusto, infatti, nel senso che il segretario regionale era contento, ma contentino, no, non diciamo per questo io dico no? che non è il caso di cadere in facili entusiasmi, ci sono dei timidi segnali di ripresa. Questo risultato ci consegna una grossa responsabilità, che è quella di lavorare su due fronti: uno, quello di andare a recuperare, come dicevo prima, i delusi a sinistra, quelli che o hanno votato 5 Stelle o sono addirittura rimasti a casa nelle ultime battute elettorali, e dall'altra parte quella di riuscire a evitare, e questo è un problema politico che in Italia ormai ci accompagna da anni, la saldatura organica e stabile tra la destra e il centro. In questo momento c'è una destra rappresentata da Matteo Salvini e dalla Lega, sta alle forze come il Partito Democratico riuscire a far convergere su una prospettiva coerentemente democratica tutte quelle forze politiche e sociali che si situano al centro e che fanno un richiamo all'elettorato. Mi dice secondo lei cosa cambia nel governo da oggi e poi ascoltiamo Federica. Beh, gli equilibri sono cambiati, esattamente rispetto a un anno fa. 32 i 5 Stelle e 17 la Lega, siamo esattamente all'opposto. Quindi qualcosa succederà, ma francamente noi non è che andiamo a analizzare quello che succede all'interno del governo, a noi interessa capire il governo nella sua compattezza, nella sua interezza, che atti metterà in campo per risollevare un paese che è al di là di quello che dichiara Salvini, insomma, di non avere grandi intenzioni di fare quest'OPA sul governo, cosa succederà? Succederà, io mi auguro che succeda che l'autonomia sia uno dei primi temi messi all'ordine del giorno di uno dei prossimi Consigli dei Ministri. Mi auguro che nella prossima legge di bilancio si preveda la possibilità di ampliare la soglia per la flat tax e poterla inserire anche per le famiglie, non solo per le partite IVA. Mi auguro che su tutta il decreto sblocca cantieri sia un vero decreto sblocca cantieri. Mi auguro che su temi come la TAV non ci siano più incertezze e mi auguro che nel futuro il Movimento 5 Stelle sia, io per i miei alleati spero sempre il meglio, che sia più in sintonia con quelle che sono le richieste dell'Italia tutta intera, perché è vero che il 5 Stelle ha perso tantissimi voti al nord, ma non mi pare che al sud abbia avuto questa tenuta così entusiasmante. Credo che sia stata una perdita generalizzata. Certo che al nord fa veramente impressione, abbiamo un Movimento 5 Stelle al di sotto del 10% in Veneto, una soglia che lo consegna, se questo continua a essere il trend, all'irrilevanza politica, che non è che voglio dire avere un alleato che in una regione è all'irrilevanza politica possa essere per noi un vanto o un segno di merito.
Pertanto io credo che debbano prendere coscienza, ma non voglio insegnare cosa devono fare in casa d'altri, abbiamo già i problemi noi a pensare cosa fare. Oggi in conferenza stampa Salvini ha citato tra i vari dati, ha citato Erto e Casso, il paese Mauro Corona, oltre il 50% la Lega. Me ne cito un altro, ne parlavamo con i nostri colleghi questa mattina, Lampedusa. La Lega è al 45 e 85%, il PD al 21%. Sì, però guardi, non è neanche una novità in termini assoluti, nel senso che la Lega ha espresso per tanti anni il sindaco di Lampedusa, l'onorevole Angela Maraventano, che poi è stata anche eletta in Parlamento. E ovviamente chi vive il dramma sulla sua pelle dell'immigrazione clandestina e senza regole, la vede con i propri giorni, non mediata da Corriere.it o Repubblica.it, vede esattamente cosa succede e poi vota. In Veneto la Lega al 49,88, il PD al 18,94, il Movimento 5 Stelle 8,91. Vi faccio vedere per esempio provincia per provincia. A Padova la Lega 48,25, il Partito Democratico 20,08, il Movimento 5 Stelle 9,19. Il record è a Treviso per quanto riguarda la Lega con 53,64%, il Partito Democratico 18,34%, il Movimento 5 Stelle 7,44%, Fratelli d'Italia 6,09%, Forza Italia 5,72%. Bene, anche Rovigo con 48,50 per quanto riguarda la Lega, il Partito Democratico 18,99, il Movimento 5 Stelle un po' più su 10,23, Forza Italia 7,31, Fratelli d'Italia 6,64. Qui è atteso ovviamente l'esito dello scrutinio di oggi pomeriggio, che comincia fra meno di 2 minuti per quanto riguarda il sindaco. Quindi il nuovo sindaco di Rovigo. A Venezia la Lega 45,82, il PD 21,61, il Movimento 5 Stelle 11,34. Vediamo Verona, 49,66 la Lega, PD 16,96, il Movimento 5 Stelle 8,80. Vicenza Lega 52,66, PD 18,18, Movimento 5 Stelle 7,90. Vediamo Bassano da Vicenza? No, perché Bassano si va a votare, è un comune molto importante. Sì, poi noi seguiremo lo spoglio oggi pomeriggio, lo dicevo, su Rete Veneta a partire dalle 14, quindi meno di un minuto. Lega Salvini Premier 45,96, PD 23,86, Movimento 5 Stelle 7,38, Forza Italia 6,58, così il risultato a Bassano. Chiudiamo con sentiamo almeno un minuto, dai, prima di chiudere, Massimiliano Federica come commenta il voto, l'intervista di Laura Buccarella. Si aspettava questo segno più davvero deciso, insomma, per la Lega, o si aspettava di confermare i risultati precedenti delle precedenti regionali che già erano buoni? No, non mi aspettavo di crescere così tanto come Lega, oltretutto partendo già da numeri molto elevati, il 35% alle scorse regionali, che penso neanche al tempo i più ottimisti commentatori potevano pensare che la Lega in Friuli Venezia Giulia arrivasse al 35%. Oggi abbiamo superato il 42%, ci avviciniamo al 43%, e quindi sono risultati assolutamente inaspettati, e ringrazio i cittadini di questa regione per la fiducia che ci hanno concesso anche dopo un anno di governo, che di solito sono sempre quelle elezioni un pochino più difficili, perché uno si è messo alla prova, non è soltanto un voto sulla fiducia, ma un voto su quello che si è fatto. Sono contento che i cittadini abbiano apprezzato quello che abbiamo fatto in quest'anno, ci abbiamo messo anima e cuore per portare avanti quest'anno di governo, con fatica, con ancora tante cose da fare, e dobbiamo continuare assolutamente in quella direzione perché evidentemente abbiamo dimostrato che la politica può superare quella logica dove il giorno prima si dice una cosa e il giorno dopo si dimentica totalmente. Abbiamo dimostrato che il giorno dopo si fa quello che si è detto il giorno prima del voto, e così vorremmo andare avanti. Quali gli elementi secondo lei che hanno inciso di più in questo successo elettorale? Ma sicuramente la leadership di Matteo Salvini ha portato un vento positivo per la Lega a livello nazionale e anche in Friuli Venezia Giulia, e su questo bisogna assolutamente riconoscerlo, perché Matteo evidentemente è apprezzato moltissimo nella nostra regione. Sono convinto che ci possa essere anche un contributo dell'azione di governo del Friuli Venezia Giulia, penso alla politica decisa che abbiamo fatto sull'immigrazione, la precedenza ai residenti per le case ATER, per quanto riguarda anche, stiamo facendo adesso per le misure sulle crisi occupazionali e quindi sui disoccupati. Abbiamo lavorato in modo molto consistente sulle politiche sulla famiglia, con gli asili nido gratuiti dal secondo figlio in poi, con il trasporto pubblico extraurbano per gli studenti scontato del 50%, abbiamo operato sulla diminuzione della pressione fiscale, prima volta che in modo complessivo, anche se parziale, il nostro obiettivo ovviamente è di migliorare di anno in anno, però abbiamo fatto una politica di decremento della pressione fiscale nella nostra regione.
una serie di misure, penso, consistenti, con 319 milioni di euro di nuovi investimenti, 93 milioni di euro per gli enti locali, più di 70 milioni di euro di investimenti in sanità. Spero che questi dati dimostrano che i cittadini hanno percepito questo cambio di passo della Regione. Allora, così chiudiamo questo speciale con l'approfondimento sull'esito dei voti. Comincia ora lo spoglio delle amministrative, quindi sarà importantissimo. Ne parliamo questa sera a 20:10 con il sindaco di Treviso Mario Conte, poi Ring questa sera a partire dalle 21:15 con tutti gli ospiti, collegamenti e ancora l'analisi del voto. Che cosa accadrà da oggi in Italia e in Europa? Grazie, buon pomeriggio.